Il coronavirus sembra voler abbandonare la scena. Sono infatti appena 6 nuovi casi riscontrati su 3.775 tamponi validati in Sicilia, lo 0,1%. E anche oggi in Sicilia non si registra alcun decesso legato al Covid-19. Pochi guariti, appena 7, mentre altre 11 persone hanno lasciato l'ospedale. Stabile rispetto a ieri invece il numero dei pazienti in terapia intensiva. Nessun nuovo contagio nell'Agrigentino, dove restano attualmente positivi in 43 e si contano 97 guariti. Sono scese ad appena 8 le persone in quarantena. Non risultano esserci più casi di coronavirus ad Aragona, Caltabellotta, Camastra, Campobello di Licata, Favara, Licata, Menfi, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Ribera, Santa Margherita Belice e Raffadali. Come vedete siamo sempre attenti a cercare di dare una massima sicurezza a tutti, anche se devo dire molte lamentele sono pervenute nei confronti di molti nostri concittadini che non sono per niente giovani alcuni, in cui fanno degli assembramenti davanti al bar, in cui non capisco perché hanno la mascherina o utilizzano la mascherina come se fosse un collare. La mascherina è un dispositivo di protezione individuale, serve per coprire bocca e naso e quindi va utilizzata correttamente. Quindi quando siete davanti al bar in 4 in 5 che parlate, mantenete la distanza di sicurezza e dovete utilizzare correttamente la mascherina. Guardate che abbiamo fatto oggi un incontro anche con le forze dell'ordine locale, i vigili urbani, in cui saranno controllate molte aree del nostro territorio e saranno fatte delle sanzioni. Quindi ve lo sto dicendo perché non mi sembra che il comportamento che si è avuto in questi giorni sia un comportamento corretto. Non voglio arrabbiarmi perché vedo che è un comportamento portato avanti da persone mature, da persone responsabili, forse perché evidentemente hanno interpretato male l'apertura e la nuova fase 2. Guardate che ancora il virus è presente, oggi in Sicilia ci sono stati nuovi 6 cittadini che sono stati contagiati, quindi il tampone è ancora presente anche se in forma minore e quindi il virus è ancora presente anche se in forma minore e quindi visto che c'è ormai libertà di movimento in ambito regionale può essere anche contagiata da qualche nostro concittadino e quindi può essere un veicolo di contagio nei confronti dell'intera collettività. Quindi vi prego gentilmente di convivere con il virus e bisogna convivere mantenendo la distanza di sicurezza e utilizzando il dispositivo di prevenzione individuale che è la mascherina in forma corretta.